ritrovati ad una nuova puntata del Notice. Vediamo insieme dunque gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. La 45esima mostra mercato dei marroni del Monfenera vi aspetta a Pederobba con un trionfo di eventi e iniziative tutte da non perdere. Sabato 19 musica e ballo a partire dalle 21, domenica 20 mercatino dell'artigianato, laboratorio didattico a tema legno per tutti i bambini e poi tanti spettacoli per i più piccoli. Dalle 21 serata musicale anni 70, 80 e 90, tutte le sere ricco stand gastronomico, non mancate. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla Festa della Zucca che si svolgerà il 19, il 20 e poi il 26 e il 27 ottobre. Avrete così la possibilità di degustare i famosi cappellacci ma anche tante altre specialità, naturalmente a base di zucca. E poi ancora zucca fritta, crespelle, zucca in saor, dolci vari e molto altro ancora. La festa è gemellata con la Sagra della Zucca di San Carlo in provincia di Ferrara. Per saperne di più visitate il sito www.prolocosernaglia.it. Vi segnalo poi la 19esima rassegna dei vini del Piave e Livenza che si svolgerà a Porto Buffolè. Non perdete la cena d'autunno e la cena Il pesce e il vino con degustazioni guidate dai sommelier Fisa il 19 e il 20 ottobre. Da non perdere anche l'escursione Passeggiare nella natura domenica alle 15. L'evento, lo ricordo, fa parte della rassegna Malanotte d'estate, quindi per saperne di più visitate il sito www.malanottedestate.tv. Sabato 19 ottobre all'Auditorium Stefanini a Treviso un importante evento per raccogliere fondi a favore dell'associazione Ogni Giorno per Emma, la Onlus che si batte per la ricerca sulla tassia di Frederick. Alle 20:30 un concerto benefico, Il suono del cuore, con Massimo Scattolin alla chitarra e Paolo Tagliamento al violino. Ingresso ad offerta responsabile. Nel 1931 venne condannato Al Capone. Approfittatene ora perché non mi rivedrete per un pezzo. Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale dopo che fu emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 anni di carcere per evasione fiscale e al pagamento di un'ammenda di $80.000. Si chiudeva così la carriera di uno dei più grandi criminali della storia americana. Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla felicità. Jean Salem. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, nel cuore della riviera del Brenta. Con i suoi 6,3 km quadrati è il comune con il territorio più piccolo della città metropolitana di Venezia. Originariamente si chiamava solo Fiesso, cioè curva, poiché il paese sorge su un'ansa formata dal fiume. Solo dopo è stato aggiunto il nome Artico in onore del maresciallo alle acque di Venezia, Angelo Maria Artico, che ideò un'ultima e definitiva deviazione del Brenta per salvaguardare il paese dalle inondazioni che portavano grande disagio a tutta la popolazione. Dal Notice di Antena 3 è tutto, arrivederci.